Io so cosa vuol dire essere felice nella vita. È la bontà dell'esistenza, il gusto dell'ora che passa e delle cose che si hanno intorno, pur senza muoversi. La bontà di amarle le cose, fumando, e una donna in esse. Conosco la gioia di un pomeriggio d'estate a leggere un libro d'avventure cannibalesche seminudo in una chaise longue davanti a una casa di collina che guardi il mare. E molte altre gioie insieme, di stare in un giardino in agguato e ascoltare che il vento muove le foglie appena le più alte di un albero, o in una sabbia sentirsi screpolare e crollare infinita esistenza di sabbia, o nel mondo popolato di galli levarsi prima dell'alba e nuotare solo in tutta l'acqua del mondo presso una spiaggia rosa. E io non so cosa passa sul mio volto in quelle mie felicità, quando sento che si sta così bene a vivere. Non so se è una dolcezza assonnata o piuttosto un sorriso. Ma quanto desiderio d'avere cose. Non soltanto mare o soltanto sole, e non soltanto una donna e il cuore di lei sotto le labbra. Terra anche. Isole. Ecco, io posso trovarmi nella mia calma, al sicuro, nella mia stanza, dove la finestra è rimasta tutta la notte spalancata e d'improvviso svegliarmi al rumore del primo tram mattutino. E nulla un tram, un carrozzone che rotola. Ma il mondo è deserto attorno. E in quell'aria creata appena, tutto è diverso da ieri, ignoto a me. È una nuova terra massale. Infine scendiamo verso il mare. In Sardegna si sente sempre, a 100 e 100 chilometri dalle coste, che splende nell'aria da ogni lato. È una vera isola Sardegna, dentro il suo splendore e le sue tempeste. E di qualcosa di salmastro odora anche su a 1000 metri, ma qui in special modo. La terra è saccheggiata dal maestrale, che non soffia intanto. Lunghe terre oscure appaiono sospese nell'aria, dove la pianura scoscende. Là è il mare, quell'aria, disabitato come la luce del primo giorno.
ma gli alberi sono piegati dal maestrale e hanno il fogliame rovesciato come chiome da pettinare. Anche i cespugli, tutta la pianura rovesciata. Si direbbe che il vento si è arrestato ora di colpo. E le case di Castelsardo, sul pollaio della Rocca, al sole, sono accovacciate anch'esse per la trascorsa furia. È una vecchia che chiede l'elemosina,
ma mai avrei sospettato si potesse chiederla così regalmente. Seduta in terra sulla soglia di casa sua, circondata da tutte le figliole, impassibile, stende l'arida mano di mummia e raccoglie, anzi sorride come di spregio dietro a chi ha dato. E sono le figliole che ringraziano. Una sovrana.
Invece mi chiamano i miei amici a rendere omaggio al vero sovrano che ci ha invitato a bere nella sua dimora, il più ricco del luogo, ma anche lui in berretta fenicia. Abita in fondo al paese, a picco sopra il torrente. Di fuori la casa sembra un fortino e non ha finestre. L'uscio si socchiude tanto da lasciare entrare uno alla volta. Ci troviamo in un cortiletto. È celeste. Stranamente celeste, come illuminato da un cielo tutto suo e velato nell'imminenza della sera da una tristezza d'acqua che passi invisibile al di sopra. C'è un vecchio sopra un terrazzino, un vegliardo, un altro su una specie di pianerottolo, esatta, solo un po' più veneranda, riproduzione del primo. Nell'oscurità che li avvolge non battono palpebra, approvano, con un bisbiglio verso la serva che offre in giro. Sono di nuvola, e con passo di nuvola la serva cala su di me a porgermi qualcosa, le mani.
Poi il canto d'una piccola folla. Affrettiamo il passo e il canto affretta pure. Tagliamo per una traversa a raggiungerlo e sbocchiamo sul fianco d'una chiesa. La via davanti è piena di donne in processione, vestite dei loro abiti rossi di festa. Ora verrà fuori il santo, penso. Invece viene fuori un feretro, una piccolissima cassa da bambino, d'abete nudo e senza borchie, non verniciato, recata sulle teste da due in maniche di camicia. Dietro corre una folla di bambini, anch'essi vestiti da festa. Corrono con passo di nulla a piedi nudi e non perdono di vista la cassetta, dove c'è uno di loro, che sanno chi è e che quest'estate ha giocato con loro e possedeva un fucile. Se lo porta con lui quel fucile adesso.
Ma ad Iglesias, dove i sardi lavorano nelle miniere, non ho visto più gioia, né rominio. Ho visto il nulla della fatica quotidiana, fatica che serve a un tozzo di pane e tozzo di pane che serve alla fatica, come di schiavi in una cava cartaginese. Visitando la fonderia era con tetra disperazione che diavoli nudi sino alla cintola rimescolavano dentro i calderoni del piombo liquido. Uno ha sollevato su di noi il suo cucchiaione colmo di una gelatina rovente e per un attimo ho sentito passare nell'aria tutta la sua voglia d'inferno di farlo frullare e inzaccherarci nella faccia. Abbiamo visitato anche un pozzo. Discendendo, le gallerie traversate in corsa dall'ascensore ci sparavano sulla testa e al fondo scorreva un'acqua impetuosa. Abbiamo girato con quei lucignoli portati a braccio teso nell'acre notte dei sotterranei. Sottili travi nelle coltivazioni sostengono le volte. Un misterioso carrello sospinto dall'aldilà rotola sul binario e a tratti sode un calpestio furibondo, come d'un cavallo sepolto vivo. Ma il suono alpestre dell'acqua evocava uno sbocco favoloso a una sorgente sopra un declivio d'erba.
Sardegna è finita. Ho dormito 14 ore e ora m'ha destato il rumore del primo tram mattutino che rotola sul mondo deserto. Di nuovo sono nella mia calma, nella mia stanza, dove la finestra è rimasta tutta la notte spalancata. E io capisco questo, che Sardegna per me è finita. Non l'avrò più mai, che è passata per sempre nel tempo della mia esistenza. Mi capita di pensarla come un avvenimento già lontano, una specie di guerra dentro di me, o un amore, e che non possa ripetersi. Ah, il nostro torpedone, le nostre corse notturne, e quelle soste in mare, quegli approdi, e le isole che apparivano all'aurora, anche se non si dormiva 4 ore a notte. È stata una mia indimenticabile vita, come un'infanzia. E della mia infanzia fa parte ormai di quel nulla, di quella favola.